Allora, è successo lunedì mattina alle 7:30. Praticamente la signora è andata a portare il figlio a scuola. Quando nel momento in cui è tornata, ha aperto la porta, si è trovato questo ragazzo 25enne, ha detto circa, e che gli ha tirato un colpo in testa e ha provato a strangolarla con la borsa. E lei è riuscita a scappare in qualche modo, urlando, un po' sconvolto, un po' tutto, è scesa giù finché non abbiamo soccorsa noi, cioè io e mia madre e la vicina qua. Potrebbe essere un tentato femminicidio, l'aggressione alla giovane mamma bengalese è avvenuto in questo condominio di via Aldo Moro a Codognè. Un tentativo sventato grazie alla prontezza della vittima, ma anche alla reazione immediata dei vicini che non hanno esitato ad aprire le porte per capire cosa stava succedendo. Testimone il giovane Ana Sadrawi, tra i primi a soccorrere la giovane mamma. Tu sei arrivato subito perché hai sentito le urla? Io ero a letto, ho sentito delle urla, mi ho svegliato, mi sono alzato e ho visto la signora sconvolta. Tutto in pochi minuti su questa porta, mentre sul pianerottolo sottostante la donna, dopo aver urlato, si è accasciata a terra. La donna si è messa qua a terra finché non è arrivata l'ambulanza. E qui invece c'è più su, c'è stata l'aggressione? Sì, praticamente qua abita la signora. Da qua è entrato. Ma è proprio entrato oppure l'ha preso? È entrato dentro, sì. È entrato dentro? Dentro. Adesso noi non sappiamo se è uscito dal tetto, dato in un modo di scappare perché altrimenti noi l'avremmo visto scendere. Invece nulla. L'aggressore dunque sarebbe saltato dal terrazzo sui tetti vicini per far perdere poi le proprie tracce, mentre sul posto un'ambulanza soccorreva la giovane donna. Ma aveva sangue? Aveva proprio... No, aveva solo un piccolo ematoma sulla testa. Poi per il resto sì, non aveva niente di che. La signora sì, dovrebbe essere tornata a casa, che c'ha il marito qua. E basta, sì. È la prima volta che vi capita? La prima volta che succede una cosa simile. Poi comunque è un posto tranquillo. Qua in centro non è mai successa una roba simile. Infatti un po' tutti mi hanno detto che sì, è una cosa che non è mai successa. Ora i carabinieri stanno indagando su diverse ipotesi legate all'aggressione, dal furto in casa finito male alla tentata rapina fino al tentato femminicidio, considerando che il 25enne avrebbe cercato di strangolare la vittima con una borsetta di plastica.